Sì, sì, a posto. Dai, vai, dai. Siamo un po' emozionati. Stiamo iniziando a cuocere i nostri pignoli. Luca è il paese allora? No, è un ragazzo. Buona, buona. Vuoi che ti tendi duro? Ce la fai? Torni dietro? Te lo tengo. Ah, si abbandoni la bottiglia, Buongiorno, cosa sta facendo? Mi sto divertendo. Sta divertendo? Cos'è? Sto facendo un po' di allenamento per le braccia, per i muscoli. Una bella palestra. Al posto della palestra. Buongiorno, si può? Pipiriolo. Prego. Grazie. pasta fatta in casa. Buongiorno. Cosa fa signora? Stiamo impastando e preparando solmollese. Solmollese? Sì, sono pronti da mettere nel torchio per fare su spipiriolo. Buon lavoro. Grazie. Sì, adesso siamo come esempio. Buongiorno. Buongiorno, sì. Dopo Sì, sì. C'è anche pecorino salvo. ne tenga 2 o 3.
Che pane è questo? Pane? Questo non si sa. È nascosto. Lo stai mettendo a contagocce qua? Infatti non ce n'è altro. È andato a ruba, signore, che pane è? Bistocco di Montresta. Sì. Bistocco, è buono. Sì, è molto buono, è molto apprezzato. Lasci anche 10 euro. Ma si possono comprare questi cestini? Possono comprare, sì. Questi li fa tutti Gesuina. Gesuina? Gesuina, sì, sì. Ho letto il nome. Voi dove siete? Siamo di Montresta, provincia di Oristano, Tristano, in Sardegna. Sardegna, Italia. Ah, bene. Ciao. Facciamo sempre per l'Italia. Sembra spagnolo, so stupiriolo. Sì, spagnolo proprio. È solo di Montresta, solo Montresta si trova. Solo ed Che esclusivamente. sarebbe quel paese lì? Esatto, il paese qua, la collina. Buon lavoro. Origini greche, origine greche. Di origini greche. Esatto. Ah, ecco perché c'è la bandiera greca lì. Esatto. La greca. Buon lavoro. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. È carino. Fare il cuoco, la grande. Cucina, vuole fare. Mario, di queste ne hai ancora? No, credo che si Abbiamo finito la pasta, in tempi Perché di sta- crisi recuperiamo tutto. Chi vuole una scarpetta? Che cosa avete fatto voi? La pasta. La pasta fatta a Però mano, siccome l'abbiamo terminata, ora L'abbiamo terminata, vi diamo un'altra versione. non moriamo di fame. Chi vuole la scarpetta? No, ho appena mangiato il dolce. Ah, vero. Dopo però. Com'è che si chiamano i pipirioli? Pirioli. Li assaggiati? Ieri. No, la bocca dolce. Abbiamo finito anche la... Abbiamo quasi terminato il prodotto, purtroppo. Ma va ruba la pasta. Ma sono contentissima perché mi piace tantissimo, quindi questo si chiamano pipirioli. È una pasta fatta di serva di verdura. Bilanci si possono già fare? Penso proprio di sì, un successone, quindi di così non si può dire. Comunque penso che abbiano mangiato da noi circa 3.000 persone. No, io no. Anche di così. Quanti chili di pasta abbiamo impastato? Pipiriolo, Allora, abbiamo impastato 30 kg di farina. 30 pasta chili? sarda, pasta fatta in casa.
Com'è andata, Gesuì? Com'è andata? È andata alla grande, come sempre. Montresta l'abbiamo rappresentata benissimo, ma Montresta, ma tutta la Sardegna siamo stati molto apprezzati. La nostra pasta è stata la pasta più richiesta, è l'unica pasta fatta in diretta, Cotta magnata. cotta e magnata proprio. Tu secondo me devi andare alla Clerici. A che stai mettendo? A te. Basta. E Marina? Allora questi li diamo. Aspetta un attimo. Aspetta. Allora io e Marina andiamo a lavare. Se tu per cortesia Che io comunque non ho mai mangiato. È la prima volta che Sì. l'assaggia? Ho fatto una vacanza dove in Sardegna, è sarda, È una pasta sarda. però non ce l'hanno fatto sentire, come devo dire. Davvero. Comunque è molto buono. In che senso? Perché è pasta che è consistente, È consistente, sì. c'ha... È semola. Sì. Ecco, il fatto di semola, Sì, semola non di farina. No. Pecorino. Si sente il formaggio, Formaggio pecorino. quasi come retrogusto. Alla fine si sente il pecorino. Dice alla fine? Sì. Cosa prevale? Il formaggio. Il formaggio. Sì, è strong questo. Questo formaggio l'avete prodotto voi? Mariangela. Complimenti signora. Vedete che vengono i fotografi, dai. Messo. Scusate. Mi volete come... boh, a posto. Hai trovato un altro lavoro, dai. Ma lo giusto almeno, aspetta, così gliela faccio vedere a tue sorelle poi. Sì, non è a posto, guarda. A posto. Un po' d'olio ci vuole. Ah sì? Come mai? Come mai cicola com'è? Non la riconosce. Non li conosce, è un estraneo, intruso. Stamattina si divertivano i bambini a girarlo. Cioè con lui... E fagli un pezzetto da lì di pasta. Basta farla in casa. Col torchio, col buco in mezzo, vedi? Ok. Calispera. Che c'è qualcuno che mi commenta.
buonasera. Buonasera signore. Piacere. Piacere, come sta? Come mai da queste parti lei? Ma guardi, siamo venuti qui per presentare una nostra pasta. Ma lei è sarda, anche lei è una bandiera sarda? No, siamo affiliati con la Proloco di Montresta perché Ma io sono della Proco in Montresta. Sì, perché loro sono praticamente di origine greca, come noi. Ecco. E il maialetto perché non dorato? Per le offerte. Perché Va bene, lascio anch'io una, va. Ah, grazie. Molto invece. Complimenti. Grazie, grazie. Από την έκθεση Μίζεν της Φεράρας θέλουμε να σας ανακοινώσουμε ότι στις 26, 27 και 28 Ιουλίου, το τελευταίο weekend του Ιουλίου, θα γίνει στη Μοντρέστα ο Νόστος. Σας περιμένουμε φίλοι μας από το Καριέζε, από το Ήτυλο, γενικά από την Ελλάδα και από την Ιταλία. Σας περιμένουμε στη Μοντρέστα. Arrivederci l'ultimo fine settimana di luglio a Montresta per il terzo Nostos. Tutti i magnotti si ritroveranno di Cargese ed Ittilo e i montrestini per festeggiare questo incontro culturale in mezzo al mare del Mediterraneo. Arrivederci. Buon appetito! Guarda, se gli altri sono pronti. La prima giornata è andata? È andata benissimo, benissimo, benissimo. E com'è andata? Direi molto bene. Abbiamo dato tutto quello che avevamo, non c'è rimasto più niente. Domani sicuramente a pranzo abbiamo 10 kg bisogna farli. Com'è andata? Molto bene, Molto bene. stanchi ma soddisfatti. Benissimo. Nessuno ha portato la pasta di ritorno, ci hanno mangiato tutti. Tutti. Non è avanzato nulla. Siamo stati gli unici a fare la pasta in diretta, fresca, sul momento. Com'è andata? Penso meraviglioso, Bene, è vero? bellissimo.